realtà ci sono molti commercialisti specializzati in determinati settori e con la vastità di clienti e le casistiche che si creano ogni giorno è impensabile poter rispondere a tutti e saperlo da sé. Ed è per questo che la rete è indispensabile. Anche i dubbi su alcune cose che non vengono in mente sostanzialmente oggi. Perché si viaggia un po' sempre si è sempre fatto così. Si è sempre fatto così. È sempre andata bene così. Il leitmotiv che dura da anni. Che caratteristiche cerchi in quel invece neolaureato che verrà da te a chiederti posso fare il praticantato da te? E quindi dopo bisogna adeguarsi anche alla mentalità estera, cioè come ragiona l'azienda estera, come ragionano i consulenti esteri. E ad una fiscalità ad una che è fiscalità completamente diversa differente rispetto a quello a cui sono abituati. È un altro mondo. Sento di dire, sappiate che dovete avere un'idea valida, perché adesso non è più come 30 anni fa che si può aprire la propria bottega e comunque si sa che si riesce ad andare avanti. Di riffa o di raffa qualcosa Ora anche con l'online cioè siamo nati come imprenditori veneti molto isolati, distaccati l'uno dall'altro. Nasciamo proprio dal singolo imprenditore che si stacca dalla fabbrica, o meglio, l'ex lavoratore che si stacca dalla fabbrica e si crea il suo laboratorio. Poi io sono nato e cresciuto nel Montebellunese, quindi... Dal tuo punto di vista, suggerisci ad un giovane, e adesso chiamo i giovani, quelli tra i 25 e i 30 anni, di iniziare una propria impresa? C'è modo di dire comincio un'impresa tra i 25 e i 30 anni senza avere troppo le spalle parate, ma pensiamo sempre a una delle cose che suggeriamo sempre all'interno di questa struttura vocazionale, come chiamiamo questo podcast, bisogna arrivare preparati. Bisogna arrivare preparati e bisogna avere anche... Thanks for listening to Campus Cast. Subscribe for more insights and conversations. See you next time.